Ritorniamo, eccoci ritornati in collegamento con lo studio di Prealpina. Siamo nella sede di Prealpina, Viale Tamagno numero 13, Varese, ma noi siamo direttamente collegati con la sede delle Pro Speciali. A fianco a me un preziosissimo supporto di esperienza, di simpatia, ma soprattutto di desiderio nel prossimo progetto che ha da realizzare alla luce di tutti quelli che ha realizzato. Nel settore del fuoristrada, lei è Linda Voltini, la Veno Mombello, ma ormai la Veno è troppo piccola per te. Io direi che sei tanto... mi sono spostata a Reno, che è ancora ecco, più piccolo. Bella questa. E una sua presenza costante sia nel mondo dei relì per quanto riguarda il ruolo di pilotessa, poi navigatrice, e poi soprattutto il fuoristrada Adventure, che è la vista protagonista di Donna Avventura in Sudafrica e in Sudamerica. Che è bello, 3 mesi addirittura, insomma, un'esperienza molto lungo, un'esperienza proprio di vita. Tra poco, sì. Massimo, io direi 5 minuti ne riparliamo, ma adesso diamo uno sguardo alla classifica, perché alle 13:25 esattamente, mancano meno di 20 minuti, alle 13:25, diamo uno sguardo alla classifica. Abbiamo disputato 4 prove speciali, ne mancano 3 all'arrivo di Piazza Montegrappa Varese. In questo momento, proprio alle ore 13, è in fase di allestimento il palco in Piazza Montegrappa, proprio davanti alla Camera di Commercio, e guardiamo la classifica. Allora, Crognola sta dettando legge, proprio il caso di dire. Andrea Crognola e Andrea Sassi, 2 varesini con la Citroën C3, con cui Crognola si è aggiudicato 3 titoli di campione italiano, 2020, 2022 e 2023. Quindi seguono al secondo posto assoluto Gio Di Palma con Cobra con la Skoda a 34 secondi e punto 5. Poi al terzo posto assoluto il primo degli ospiti in provincia di Varese sono Corrado Pinzano di Biella e il navigatore di Como si chiama Mauro Turati con la Skoda Fabia a 38 secondi e 5 decimi, 4 secondi solo tra Di Palma e Pinzano. Seguono Damiano De Tommaso, che è di Ispra, con la Ossolana, sua navigatrice, che è Sofia D'Ambrosio, con la Citroën C3 per la prima volta, con la Citroën C3 del team Turbocar. Non dimentichiamo però che nel 2021 De Tommaso vinse sempre con Citroën C3, ma era del team FPF. Quindi Simone Miele quinto assoluto con Roberto Mometti, Beppe Freguglia con Marco Pollicino è sesto assoluto, l'equipaggio numero 5. Poi Andrea Spataro con Alessia Muffolini sono settimi, quindi Scatolon Zanni sono ottavi. Per chiudere la top 10 ricordiamo che Alessandro Ripoli con Edo Brovelli sono noni assoluti con Skoda, e la stessa vettura è quella che anima la presenza nella top 10 appunto di Filippo Pensotti e Gabriele Falzone, decimi assoluti. Hanno rischiato di ritirarsi perché un bel numero di alta scuola d'acrobazia al bivio di marzo sulla prova di Valganna, ma ce l'hanno fatta proseguire e hanno tra l'altro ottenuto un sesto posto assoluto, che è un ottimo risultato sulla lunghissima prova, sulla più lunga prova di Cuvignone. Pensotti con la Skoda griffata prealpina. Diamo uno sguardo a questo punto, la classifica l'abbiamo vista, la linea ora la regia e dopo vedremo un filmato stupendo. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44.
video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Eccoci ritornati in studio. Siamo collegati con il canale YouTube di Prealpina, con i social di Prealpina, dal sito internet ufficiale prealpina.it e vi stiamo offrendo la diretta già dalla giornata di ieri del 32esimo Rally dei Laghi, dalle prove speciali ma anche dal contorno delle prove speciali. Perché? Perché negli scorsi giorni noi siamo andati a visitare uno dei team più professionali, meglio preparati, che utilizza anche quest'anno la nuova edizione proprio della Skoda Fabia. È il team Dream One Racing di Marnate, alle porte di Busto Arsizio. Diamo uno sguardo subito alle immagini che ha girato Matteo e le ha montate a proprio dire al tempo di record prima dell'inizio della gara. La parola dunque a 50, destra 3 più 3 più. Dopo la full immersion a Volandia, raccontando le origini e l'evoluzione del rallismo dagli anni 70 fino alla fine proprio degli anni 90, eccoci immersi nel terzo millennio. Terzo millennio che vede la presenza anche nel Rally dei Laghi, ma anche per la partecipazione dei gentleman e dei giovanissimi, degli junior nel mondiale rally, delle vetture gruppo A, quindi Super 2000, quindi ancora le VRC e ora negli ultimi anni nelle VRC 2 nel mondiale e nelle Rally 2 nelle gare appunto italiane. Che bello vederci essere qui immersi, vedere queste stupende vetture. Si tratta di Skoda Fabia RS che sono state protagoniste proprio con Mauro Miele, siamo all'interno proprio del team Dream Racing di Marnate. E dicevamo, bellissima è stata la loro partecipazione vincente con Mauro Miele e Luca Beltrame nel Rally di Monte Carlo 2024. Mauro Miele che provenendo dal mondo del motocross è riuscito a realizzare il suo sogno anche di di porre l'attenzione ma di porre il suo talento di guida dalle due ruote off-road al mondo dei rally, dal rally Aci Varese fino al Rally dei Laghi, e anche suo figlio si è molto impegnato al punto tale di vincere un'edizione con la Citroën DS3 appunto nel Rally dei Laghi degli scorsi anni. Ma ora focalizziamo su queste nuovissime vetture che sono state le protagoniste negli ultimi anni proprio del mondo rally junior e gentleman, ma soprattutto hanno vinto il Mondiale Master nel 2022 e il Monte Carlo 2024. Che numeri! Abbiamo visto immagini del mondiale, abbiamo visto immagini del campionato che sta seguendo sia Mauro Miele, soprattutto Mauro Miele, campione del mondo Masters 2022, e l'anno scorso si è giocato davvero il podio nel mondiale Master. Quest'anno ha aperto la grande vincendo il Monte Carlo. Le immagini infatti erano del Monte Carlo 2024, gennaio. Ma nell'attesa del collegamento con la nostra montagna, diamo uno sguardo alla montagna. Abbiamo già le immagini. Ecco la montagna. Quale montagna? Siamo a Montegrino Valtravaglia, siamo in attesa che arrivino le prime vetture apripista. Come vedete lo scenario è di fine inverno, però non vediamo pioggia battente.
altrimenti vedremo dei rivoli d'acqua rilevanti. Pensiamo però che ci siano tutte le condizioni per mantenere le gomme Rain anche in questo secondo giro, siamo convinti. E a questo punto direi ripassiamo in studio e con il regista andiamo, con Pavel, andiamo senza dubbio a inquadrare la nostra co-conduttrice, la nostra Linda Voltini, che è bello puntare lo sguardo su di lei perché ora ci racconterà, mentre passano le immagini, di un contributo che Matteo ha montato a tempo di record nella giornata di ieri con le tue imprese direi più rilevanti. Ecco, parlacene un po' quando passano ora le tue immagini. Ecco. Beh, queste sono quelle più recenti, quelle di prima della moto, del viaggio che ho fatto negli Stati Uniti, appunto la 66. Queste invece sono immagini di Donna Avventura, quindi Sud America. Qui eravamo, credo, questo è il Salar de Uyuni, bellissimo in Bolivia. Questa, se non sbaglio, la Valle della Luna in Argentina. Bellissime. Sì, immagini meravigliose, qui sempre ai tempi, come si vede dalla maglietta, di Donna Avventura, Lago Titicaca in Perù. È durata 3 mesi. 3 mesi, sì. Quello era un cucciolo di volpe, li adoravo, volevo portarmene a casa. E qui è Machu Picchu, assolutamente un posto che non si può spiegare. Questa invece è una mappa di un giro che ho fatto in moto qualche anno fa, 2 anni fa circa, non ricordo bene, che sono andata fino a Sarajevo. Sono scesa dalla Slovenia fino appunto a Sarajevo e poi sono risalita dalla Croazia. Sarajevo è stata veramente un'esperienza molto toccante, devo dire. Ecco. Qui invece il deserto della Tunisia, in camion, sì. Il camion faceva d'assistenza alle moto e quindi ci alternavamo con la guida del camion e le moto. Queste sono sempre immagini di Sarajevo, immagini ancora la guerra molto presente. Qui è nella Monument Valley, ecco, appunto lo scorso ottobre. Una e domanda, questa, sì, non so se la riconosci, è la strada su cui correva Forrest Gump, quando ha detto adesso mi sento un po' stanchino, torno a casa. Bella era questa. proprio l'immagine questa qui. Questo invece, allora qui ancora da un'avventura, invece quello di prima era la Scozia. Scozia fatta in moto. Alterno sempre, macchine, moto, quad anche. Guardate, addirittura. Parlavamo di fango in Alta Val Travaglia, qui siamo nel fango in Sud America. Sì. E qui fortunatamente in questa foto era fango, perché siamo passate anche dove non era esattamente fango, ma guano di fenicotteri, che era un po' meno piacevole del fango. Ah, ci picchia. Ebbene sì. Cioè piacevole nell'odore e nel ripulirsi dopo. Nel ripulirsi. Esatto. Guarda che belle queste immagini. Siamo in Paraguay. Sì. Sta tremando anche il cuore del nostro regista Pavel, questo che conosce bene Sud America. America. Un po' azzardato, si pregava affinché appunto le travi reggessero. Fortunatamente hanno retto, infatti sono ancora qua. Bello, guarda, Ariolines Argentina. Sì, era uno degli sponsor. Qui invece Argentina cavallo. Perché dovevate alternarvi alla guida di quad, di auto e poi sì, anche cavalcando. in realtà avevamo fatto alcune fermate appunto in quel caso lì in un'estancia argentina e quindi ci hanno permesso di utilizzare i loro cavalli e fare quindi una giornata un po' come di esperienza per radunare le mandrie, ci hanno insegnato un po' di cose, è stato bellissimo anche quello. Ecco, come è migliorata la tua guida in automobile nel caso del fuoristrada su sterrato veloce? Beh, sicuramente è stata una scuola molto, molto importante perché ti ritrovi ad affrontare di tutto, dalle gomme che si sfasciano su delle pietraie che erano veramente come delle lame taglienti per le gomme, a proprio le tecniche di guida, quindi dai vari tipi di terreno. Ecco, come proprio ti dicevo, 3 mesi siamo passati anche attraverso le stagioni, no? Quindi dalla terra del fuoco fino ad arrivare poi alla fine in Amazzonia dove ovviamente c'era il caldo. Un caldo ecco, però questo era il guano. molto umido. Questo era il guano dei fenicotteri. Sconsiglio vivamente di passarci. E il povero quad poi andava pulito, sì.
lì eravate tutti Qui quanti, sempre nel guarda. Salar di Uyuni, che tra l'altro è un luogo spettacolare perché sembra di essere veramente, non so, nel paradiso. Perché è un lago salato ad altissima, Sì. in È uno altitudine. dei deserti, se non il deserto, adesso non ricordo bene, più grande, Più grande. più esteso, sì, il deserto salato. Però si Qui rischia... rafting. Addirittura, guarda. E qui è la Monument Valley, dove io praticamente ci ho proprio lasciato il cuore perché è un luogo magico, incredibile, delle emozioni pazzesche. Però molto caldo però, caldissimo. Non caldissimo, perché essendo andata lo scorso ottobre già le temperature cominciavano un pochino a scendere. Ho preso più caldo in Arizona, che in Arizona ci sono stati dei giorni che siamo arrivati a 42 gradi. A quel punto tenevi chiusa la visiera del casco perché ti sembrava di stare più al fresco, il che è tutto dire. Bravissima, complimenti davvero. E grazie davvero a Matteo che ha sintetizzato col montaggio queste immagini, queste 40 fotografie che vedono Linda, un'eterna ragazza dalla provincia di Varese, ma che ha sfidato, secondo me ti sei preparata molto bene per... Diciamo che di base c'è la sindrome di Peter Pan. E quindi- Voglio rimanere ragazzina per sempre. E voglio vedere tutto il mondo. E Bello. quindi questo mi porta a girovagare. E noi siamo davvero contenti di averti a fianco a noi, perché tra poco dice uno degli sponsor la scritta sul tessuto non tessuto, lì alla partenza di Montegrino, mentre ora sta piovendo, io direi in modo intenso. Dice il nome del pilota, anche se nulla ha a che fare, l'azienda di pratiche automobilistiche con la famiglia di Andrea Crognola. Guardiamo che bella questa fase, siamo con la nostra telecamera che fissa la vettura numero 1 che ha il comando della gara, con 34 secondi e 5 decimi di secondo di vantaggio sul secondo classificato, che è Di Palma, e sul terzo Pinzano a 38 secondi. Andrea Crognola e Andrea Sassi pronti dunque, ci raccontano, ecco vediamo, sì, 13:24, seguiamo dunque le prime partenze, siamo con l'obiettivo puntato su Montegrino Val Travaglia e le telecamere di Prealpina con i social di Prealpina, con il canale YouTube di Prealpina e naturalmente il sito prealpina.it, che vi aggiorna in tempo reale sulle evoluzioni della Rally dei Laghi 2024. Pensate che è valevole per Lombardia Cup, poi è valevole grazie soprattutto agli Automobile Club di Lombardia, vogliamo sottolinearlo, questa Lombardia Cup che mette in palio 30.000 euro di montepremi per i primi equipaggi, che riescono anche grazie al montepremi a pagarsi le spese. Poi è partito Crognola, 13:25.0, benissimo. Adesso è interessante vedere, fare il confronto col passaggio precedente. Brava. Vedere se riuscirà Certo. a incrementare ulteriormente. Però sai, è vero questo, le condizioni, ricordi, questa mattina alle ore 9 non pioveva, ora a quanto pare abbiamo visto degli ombrelli. Sì. Ma ecco, Sì, guarda c'è più acqua l'acqua, sull'asfalto. quanto acqua sta sollevando la Citroën C3. Ascoltiamolo. Bravissimo, come al solito, guardate la linearità, cioè non si impunta mai la macchina, impunta tra virgolette quando si perde la esatta corda, cioè la percorrenza di curva più all'interno possibile, per perdere meno tempo possibile e poi per accorciare il tracciato, insomma. Partito anche Di Palma, 13:26.3. Eccolo la prima curva, Gio Di Palma e Cobra con la scuderia BS Corse, con il team RF di Agostino Roda, e scommettiamo davvero che Agostino Roda ci sta seguendo dal Parco Assistenza di Caravate, come molti altri team che stanno seguendo sui social di Prealpina, stanno seguendo la gara sui canali YouTube.
Vediamo quant'acqua sta sollevando ora, stanno sollevando ora le vetture in transito. De Tomaso Damiano alla partenza, la vettura del Team Turbocar di Roma e la scuderia La Pintarelli del Trentino. Ecco, il varesino Damiano De Tomaso è riuscito a sintetizzare le risorse, guardate che partenza velocissima, le risorse dicevamo del Team Turbocar, le sue come sponsor e poi anche quelle della scuderia Pintarelli. Lo vedremo alla partenza del Rally del Ciocco tra 15 giorni, vale per il massimo campionato italiano. Questa è una gara di addestramento, direi, come vogliamo chiamarla, una gara test per Damiano. Non deve forzare troppo ritmo, deve capire bene, soprattutto nelle condizioni di un secondo giro che vedrete dove andrà l'attacco. Lui ha solo 4 secondi di ritardo nei confronti di Corrado Pinzano. Ed ora Andrea Spataro con la prima delle 2 Volkswagen Polo. Abbiamo visto Volkswagen Polo, Skoda Fabia e Citroën C3 nell'arco di 5 partenze, nell'arco di 4 partenze, 3 vetture diverse, niente male. E ora sì, ora stanno svolgendo un'ottima funzione i pneumatici Rein con queste condizioni di pioggia costante. Ecco, e alla partenza Beppe Freguglia con Marco Pollicino, e la versione ultima della Skoda Fabia è la RS del Team PA Racing di Bergamo. Beppe Freguglia, pilota di Besnate, un ottimo tecnico autoriparatore di Castronno, conosce bene i segreti della vittoria, lui ha vinto 4 volte. Bravo, molto bravo qui, non ha perso molto poco tempo, è andato un pochino all'esterno ma è subito pronto a prendere velocità. Nel passaggio precedente, prima proprio Linda Volpini ci dava cenno e ora la ascoltiamo perché Crugnola ha chiuso con 6 minuti 45.7, Pinzano nella Pro di 7 Termini ha chiuso 6.59.2 e De Tomaso è 7.01.3. Chiudiamo con Di Palma i primi 4, 7.01.5. E adesso già rivolgiamo, è partito Pensotti, dunque Pensotti, rivolgiamo lo sguardo subito al cronometro e alla situazione che vede Pippo Pensotti, Gabriele Falzone con la Skoda della scuderia Meteco Corse in Azione, eccolo. Anche in esterno di questo tornante destro avete visto quant'acqua sale, bella davvero. Questa è la vettura del team Dream One Racing della famiglia Miele e prima marcia innestata, prima delle 5 marce. Queste vetture di Rally 2 hanno 5 marce di velocità. Guardiamo la partenza. Sì, per l'asfalto si vede nettamente che c'è molto più
più acqua di questa mattina, anche se non sembrerebbe piovere fortissimo, forse ha piovuto durante la pausa, non lo so, però è decisamente più bagnato, quindi... Sotto certi aspetti è al pilota molto avvezzo nel utilizzare queste gomme Rain la situazione migliore per loro, cioè si allungano i tempi di esecuzione prova, però l'asfalto è costantemente bagnato, mentre prima nel passaggio precedente del 7 Termini c'erano tratti bagnati e tratti invece solo umidi. Quando è tutto bagnato sfrutti al massimo l'utilità della gomma, la performance della gomma. Esatto. Abbiamo lo sguardo rivolto al cronometraggio, al monitor dei tempi. Ricordiamo che Crognola nel primo passaggio del 7 Termini ha chiuso con 6.45.7, Pinzano 6.59.2, De Tomaso 7 minuti 01 e 3 decimi, Di Palma 7 minuti 1 secondo e 5 decimi. Eccoci, Corrado Pinzano da Biella e Mauro Turati da Como sono terzi assoluti ma attaccatissimi, vicinissimi a Di Palma. Attenzione, vediamo come guida, senza dubbio andrà all'attacco perché mancano 3 prove, non può aspettare. E nel passato, bravo davvero, avevamo conosciuto papà Pinzano, molto bravo, Diego Pinzano, era un pilota che andava forte con le 4 ruote motrici turbo negli anni 90, inizio 2000. Bravo Corrado, molto bene. Ecco, parlavamo di Pinzano e c'è un altro biellese che giunse all'inizio degli anni 2000 a Varese e allora si arrivava a Villa Re Calcati, del parco di Villa Re Calcati, con il Rally dei Laghi che si concludeva a Casbeno, e lì un biellese vinse, si chiama Giorgio Di Segna con la Ford Escort Cosworth, ebbe la meglio sui varesini, sui comaschi, allora molto forte come comasco che vinse anche fu Felice Renzo al Rally dei Laghi, era il tempo in cui Giacomo Gliari ha vinto 2 volte con Delta, 2 volte con Toyota e 1 volta con Subaru Impreza. Aspettiamo da un momento all'altro, mentre abbiamo Barsanofro Re alla partenza, lo vediamo con la Volkswagen Polo. Dopo Miele abbiamo visto Scatolaro alla partenza, Pinzano e ora Locatelli è al primo chilometro di gara, Max Locatelli da Bergamo, ora alla partenza Barsanofrio e Monica Re di cognome e Alessandro Ripoli si prepara al via. Noi ora cerchiamo, ora è da dire affannoso, i primi tempi che ormai i concorrenti devono aver chiuso, perché Crognola aveva un 6 minuti 45 secondi e 7 decimi stamattina alle 9 per percorrere questa prova. Ora verranno inseriti anche i tempi della quinta prova speciale. E vi dicevo di Ripoli, eccolo, con la vettura che è del team SMD, Ripoli, poi Gianluca Lucchi e Nicolas Cianfanelli. Ci picchi, abbiamo una notizia in tempo reale: Di Palma forato nella salita di Montegrino e si è fermato a cambiare la gomma in prova. Si
si è fermato a cambiare la gomma in prova, colpo di scena sulla prova numero 5, 7 termini. Joe Di Palma sfortunato, che peccato, butta al vento almeno 2-3 minuti, vuol dire che è successo in salita, magari un taglio, magari un colpo di sfortuna, fora e cambia la gomma in prova. Adesso vedremo come usciranno i tempi dei primissimi concorrenti. Joe Di Palma era secondo assoluto e chiaramente scende sotto la top 10, esce dalla top 10. Peccato davvero, ci dispiace moltissimo. Sai cos'è, Beppe? Che con queste condizioni meteo nel bordo, diciamo i bordi strada, si creano questi fiumiciattoli che si vedono, no? Quindi scava praticamente il terreno. Quando vengono fatti dei tagli a volte magari c'è un dislivello talmente alto che rischi che ti va a compromettere la gomma. Anche perché all'interno curva abbiamo visto dei sassi acuminati, dei sassi appuntiti. Sì, perché l'acqua ha portato via la terra, quindi magari durante le ricognizioni era completamente diverso da come si può presentare in questo momento. Bella questa tua annotazione, ma anche frutto dell'esperienza ormai. Attenzione, ecco, è partito ora Cianfanelli da Sondrio, è un pilota che si sta mettendo in luce di Intermare. Ecco, ecco, il tuo riferimento Linda era proprio in merito a questa interna curva, molti sì, si creano proprio dei fiumiciattoli che portano via tutto il terreno e rimangono poi le pietre vive. Numero 16, mentre noi aspettiamo altre notizie, vediamo la partenza Marco Leoni con Lorenza Prioni, che è bello vedere qui i due comaschi, sempre grintosi, sempre... Ricordo un Marco Leoni già protagonista con le 2 ruote motrici tanti anni fa, ora è sbarcato sul pianeta delle 4 ruote motrici e ha messo a frutto anche l'esperienza di una ventina d'anni minimo sulle 2 ruote motrici anteriori e ora bisogna essere lineari quando si dispongono di 300 cavalli sotto il cofano, credete non bisogna esagerare, bisogna essere lineari, precisi nella guida, tra l'altro 300 cavalli ma con 4 ruote motrici. Non appena sarà possibile disporre dei tempi dai cronometristi ve li forniremo immediatamente. Ora li stanno inserendo, ci è stato detto. Michele Andolina da Novara alla partenza. Leo Alberto Moro, il suo navigatore, pure lui novarese. La Skoda e la Fabia al primo chilometro di gara. Ecco le nostre telecamere sul canale YouTube di Prealpina, le potete vedere sui social, Facebook e Instagram, e le potete vedere anche dal sito ufficiale prealpina.it, il sito ufficiale del nostro giornale in continuo aggiornamento, non solo sul rally, anche su le notizie di cronaca, di altri sport. Questa sera al termine del rally dei Laghi 16:30 Piazza Montegrappa passeremo poi, come dire, la linea idealmente al forum di Assago, dove Open Job Metis va a giocare in trasferta contro Olimpia Milano, che ha perso nel campionato continentale recentemente, la giornata dell'altro ieri, di venerdì, e vedremo come se la cava contro la Open Job Metis nella Serie A di basket. Sentite come canta il motore 1600, 9000 giri è al massimo, questo motore aspirato della Clio Super 1600. Qui siamo con
Meli, Pierangelo Meli numero 23 e a partenza ora anche Massimo Fusetti numero 24. È partito Massimo Fusetti e il navigatore è il dakariano Pietro D'Agostino. Pietro D'Agostino che con Marco Oldani proprio un mese e mezzo fa hanno dato vita a un ottimo Rally di Monte Carlo nella loro classe, la classe R4. Era la prima volta che disputava Rally di Monte Carlo e quest'anno con lo scarso innevamento hanno disputato una gara dalle medie orarie davvero che hanno dell'incredibile, cioè hanno toccato punte, ci raccontava di 170 orari in prova speciale. Monte Carlo è il rally dove se non c'è la neve, se non c'è il ghiaccio, le medie orarie sono altissime. Ed eccoci con la classifica di prova speciale numero 5. Allora, Crugnola si conferma uno schiacciasassi, come lo chiamiamo? Caterpillar? Sì, anche. Crugnola 6, 49.1, ha alzato il tempo di 4 secondi. Poi De Tommaso migliora perché aveva 6,59 e De Tommaso aveva, 7,01, nonostante la pioggia battente De Tommaso abbassa il tempo a 6,59, quindi Pinzano aveva chiuso in 6,59 prima e ora 7,01. Spataro aveva un tempo più alto a 7,10 ed ora eccolo a 7,04. La sua macchina sta andando bene, ora la Volkswagen Polo del team HK Racing. Quindi Simone Miele 7 minuti di 10.2 e Pensotti 7.18.4. Seguono Jack Scattolon con 7.18.5, Beppe Freguglia 7.19.7, Alessandro Ripoli 7.25, Barsanofrio Re 7.32. Jody Palma chiude con 16 minuti e 08. Non sapete quanto mi dispiace. Mi dispiace tantissimo vedere senza dubbio vivere all'interno dell'abitacolo in questo momento una frustrazione pazzesca, una delusione che non si meritava. Jody Palma, né lui né Cobra, vincitore 2 volte nel 2018 e nel 2023. La foratura costa tanto se ti fermi in prova e se devi cambiare la gomma, perché se ti capita quando mancano parecchi chilometri alla fine della prova devi fermarti. Per forza, non hai scelta, è che ti va a penalizzare tantissimo. Ha perso 9 minuti, punto 19, 9 minuti e 19 secondi, ci dispiace, l'importante è che possa continuare, non abbia avuto problematiche alla sospensione e ora lo vedremo nelle ultime 2 prove, se tutto fila liscio. Secondo noi, conoscendo il carattere, il temperamento di Jody Palma e di Cobra, andranno all'attacco nelle 2 prove successive, vedrete. Bene, Locatelli chiude con 7.37.7 e ora il totale vede il sorpasso ovviamente di Palma, purtroppo scende in posizione numero 13 dell'assoluta, ma verrà superato anche da altri concorrenti che proseguiranno la loro marcia. Crugnola nel totale ha 32 minuti, 19 secondi e 6 decimi. Pinzano segue a 50.8, De Tommaso 52.2, si giocano il secondo posto i due. Nell'ultima prova De Tommaso ha preceduto Pinzano di quasi 3 secondi e ora i due hanno una differenza di solo 1 secondo e 4 decimi. Vicinissimi. Esatto, beh, interessante questa lotta, quando
non ridacchia mai dei rivali Andrea Crugnola, perché è sempre molto corretto, però a nostro giudizio nel Covignone non forzerà la mano, vedrete. Prima però deve affrontare Vaillant, Andiamo coi piedi di piombo una prova dopo l'altra e ogni prova è una difficoltà da affrontare. Però ecco, ci sono giunte prima delle domande con i social di Prealpina, dove ci chiedono, alcuni appassionati ci chiedono quanto è difficile rispetto all'asfalto asciutto affrontare con l'asfalto bagnato queste prove. No, a nostro giudizio non è per niente difficile, perché hanno delle gomme intagliate, progettate per la pioggia, che drenano la pioggia in modo incredibilmente, direi, efficiente, e chiaramente il problema della pioggia si pone in discesa, cioè devono anticipare le frenate, chiaramente, anche se hanno le gomme perfettamente adatte all'asfalto bagnato. Devono anticipare, frenare prima per non rischiare di inchiodare la vettura. Inchiodare vuol dire bloccare i freni. Queste vetture, e la nostra Linda lo sa bene, non sono dotate di ABS, di sistema anti-bloccaggio dei freni, proprio Assistance Brake System, questo si chiama l'acronimo di ABS. Tutte le vetture da rally non hanno l'ABS inserito, viene staccato per permettere al pilota maggior sensibilità in frenata, perciò deve poterlo dosare, non si può. L'ABS è una sorta di secondo pilota in caso di frenata, direi molto accentuata. Numero 25, andiamo a pigliarlo subito, sì, è proprio lui, è Vagliani, che ieri Fabrizio ha fatto segnare un ottimo tempo nella prova show di Caravate, la Magugliani Arena. Tra poco partirà Vanni Maran, poi Max Longhi, Ennio Bini, ma si ferma un po' troppo a lungo perché davanti non ci siano problemi. Ora inserisce la prima marcia e parte il numero 25, Vagliani. Sentite la musica del 1600 aspirato, questo non ha motore turbo, questo ha un motore 1600, una macchina costruita per le corse. Visto che Carina l'ha scritta, anche oggi vado forte domani? Anche oggi dietro, sì. Vado forte domani. È una giustificazione a prescindere. Ha messo le mani avanti, bella questa tua annotazione. Bene, ecco, dopo Vagliani vediamo Vanni Maran, quindi Longhi, Bini, Bernardi, Bosetti, ma ora gli occhi nostri sono puntati sulla vettura che appunto è in partenza e sui tempi fatti segnare dagli autori, direi, del fine prova del 7 Termini bis. Pinzano, quel 33-10.4 nel totale, sta ingaggiando una lotta stupenda con De Tommaso, e Damiano sappiamo che è un irriducibile. Damiano De Tommaso, 27enne di Ispra, non è qui per pettinare le bambole, è qui per andare all'attacco anche, però non deve usare troppo. Lui sa bene che questa è una gara test. E anche per Pinzano è una gara test. Pinzano non corre come De Tommaso dal mese di settembre, ha terminato il campionato a ottobre Pinzano, e l'ultima gara per De Tommaso parecchi mesi fa. I due sono divisi da solo 1 secondo e 4 decimi, è partito il 30, intanto eccolo, sì, è Matteo Bosetti con Davide Buzzi, mi permettete di definirlo proprio figlio d'arte. Gilberto Buzzi ha lasciato una
un profondo, straordinario ricordo di sé proprio nel mondo rally in provincia di Varese, in Lombardia. Ne parlavamo proprio qui in Prealpina alla presentazione giovedì, giorno 29 febbraio, con Rodolfo Mainoli, che è stato aiutato tanto da Gilberto Buzzi, era il suo responsabile logistico, e che bello anche aver ricordato anche le grandi vittorie con Tanino Orlando al fianco di Mainoli, di Rodolfo Mainoli, e di Mario Fidanza. Mario Fidanza probabilmente ci sta ascoltando ora da casa sua a Mesenzana, noi gli siamo molto molto vicini, e Mario Fidanza è stato prima pilota con la sua compagna Manuela, e poi un grande navigatore. Hanno vinto il rally Automobiche Varese con Mainoli nell'84. Pensate che furono i primi vincitori con la Porsche 911 RS in Europa. Quella vettura debuttò a Varese in quel giugno dell'84 e sconfisse la Lancia Rally 037 e tante altre vetture che si stavano proponendo nel panorama dei rally nazionali. Solo che la Porsche 911 RS 3000 non veniva utilizzata da un pilota ufficiale nel campionato italiano, e poi allora quella vittoria a Varese fu storica, ecco, perché nei campionati nazionali invece era una vettura vincente. Noi quando parliamo di rally nazionali ci riferiamo naturalmente ai rally zonali, ai regionali come questo Laghi, mentre quando parliamo di rally tricolori, a rally che valgono per il massimo campionato italiano, o l'assoluta oppure il campionato italiano asfalto o terra. Numero 32, bene, una bella traiettoria di guida e su verso Sette Termini con Antonio Statti e Mirko Spadone, il navigatore di Verbania e il pilota è varesino. E ora Brescia-Bergamo, l'abbinata è Trivellotto Alberto con Celia Puzzu, il navigatore, anzi la navigatrice. Sguardo alla classifica. Sì, la classifica dei primi 10 non riceve scossoni, no, proprio assolutamente no, perché vediamo Crugnola, Pinzano, De Tomaso, Miele e Spataro i primi 5. Poi seguono Freguglia, Scatolon, Pensotti, che da 10° prima ora è 8° in virtù di 2 prove ottime, la Valganna prima, il Cuvignone, e questa prova 6° assoluto anche a Sette Termini, prova numero 5. Sta andando forte in queste ultime ore Pensotti, bravo. Sta recuperando un po' quello che ha perso nel testacoda. Nel testacoda dici bene, al bivio di Marzio ha rischiato di ritirarsi, è la sua... Ha corso quasi il rischio del cappottamento. Esatto. Sono le 13:55 in punto ed è partita un'altra Clio R3, è la numero 33 ed è proprio in gara Alberto Trivellotto e Celia Puzzu. Si prepara Barazzetti Pelgantini per chiudere la classe R3. Poi passeremo subito a Cambiaghi e Broggi che si giocano la vittoria di classe R4. Abbiamo dunque il sorpasso, abbiamo visto il sorpasso di Pensotti nei riguardi di Ripoli. Ripoli era davanti a Pensotti ed ora è Pippo che lo precede di 6 secondi. Barsano Forré e sua moglie Monica 10° assoluto, seguono il valtellinese Cianfanelli, il comasco Lucchi, il bergamasco Locatelli 13°, il novarese Andolina 14°, l'alto comasco Leoni 15°. Ora Gio Di Palma è accreditato 16° da
dobbiamo attendere altri passaggi. Ecco, mentre attendiamo, stiamo guardando il numero, scorgiamo il numero 34, Barazzetti Pelgantini. Io direi di passare subito la parola alla regia che ci chiede la linea e manda un contributo filmato e poi ci rivedremo tra pochissimi istanti. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità. Tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere. Formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima. Gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. E torniamo in linea, torniamo in diretta, sì, dallo studio di Prealpina e vediamo, c'è una posizione di arrivo laggiù, perché c'è Daniele Mancin e il nostro Matteo Lemanno con la telecamera tra le mani e stanno inquadrando la posizione di arrivo. Ecco, Daniele, sei a Ghirla? Esattamente, siamo alla fine della prova speciale, già c'è in gara la numero 3 a quanto ne so, quindi è ancora poco il tempo che manca prima di vedere la vettura numero 1 arrivare ai nastri d'arrivo, ovviamente della prova speciale. Ecco, abbiamo una brutta notizia, già era prefigurabile questa notizia, quella di Di Palma che non prosegue. Peccato, noi avremmo voluto, nel caso in cui le sospensioni fossero assolutamente integre dopo la foratura, ma sono due i casi. Quando un personaggio, un equipaggio punta alla vittoria, è secondo assoluto, si gioca il podio alla grande, anche se viene inseguito dal terzo, e fora, ci sono due appunto possibilità. O si demotiva e si ferma, oppure prosegue e va a vincere tutte le altre prove speciali come così, a titolo di rivalsa con se stesso. Ecco, diamo uno sguardo alla partenza di questa vettura, penso sia la Peugeot da Montegrino, la Peugeot 208 Turbo di classe R4 con Moreno Cambiaghi. Andiamo a dare uno sguardo se è il numero, se è il numero 36 o il numero 38. Adesso sveleremo l'identità del personaggio e lo vedremo alla partenza, perché si giocano la vittoria in classe Rally 4. Daniele, non appena tu avrai con te il primo concorrente, naturalmente vai subito all'intervista. È il numero 36 alla partenza da Sette Termini, perciò eccolo, Moreno Cambiaghi con Giulia Paganoni di Varese. Giulia, dicevamo già stamattina, figlia d'arte, bravo Moreno,
è uno dei più forti piloti emergenti, un under 30, che si sta ponendo in luce e già l'anno scorso è stato protagonista del campionato, il trofeo italiano asfalto, con la bravissima navigatrice e giornalista del settore motori, produzione, Giulia Paganoni. E siamo alla partenza proprio, eccoci con l'arrivo della prova. PS6 Valganna è finita. PS6 com'è andata? Bene dai, abbiamo cercato di stare attenti perché era molto insidiosa, chiaramente come ho detto prima più sporco per noi perché prima partivamo prima, eravamo un po' avvantaggiati e sto cercando di mantenere il mio ritmo senza prendere rischi nei punti brutti e sono molto contento. Alla fine hai spinto. Sì, sto tenendo il mio ritmo perché comunque è una gara di allenamento e andare piano non si allena, perciò sto cercando di fare il mio lavoro. Bravissimo, bravissimo Andrea Crugnola. Avete visto come abbia preso abbastanza seriamente questa tappa di avvicinamento al CIR con diciamo un approccio di attacco sempre costante, magari non spingendo al massimo, però sempre con un buon ritmo, con un ritmo che per lui è un ritmo medio, ecco, un ritmo d'allenamento però serio, molto serio. 5 minuti 29 e 2 decimi per Crugnola. Guarda, adesso cerchiamo subito il tempo che ha fatto segnare nel primo passaggio, 5:26.5. Ecco, aspettiamo adesso l'arrivo di De Tomaso. Non vedrai Di Palma purtroppo, non vedrai all'arrivo Gio Di Palma perché dopo la foratura ha deciso il ritiro. Ci dispiace moltissimo, ma è così. Ecco, 5 minuti 29.2 da battere, 3 secondi solo, nonostante la pioggia sia aumentata e nonostante il vantaggio sia consolidato. Certo. Alla partenza altri equipaggi di classe R4 siamo con, ecco, a questo punto vediamo dopo Broggi abbiamo certamente Battistelli, Chiappa e Roncadori. Ecco De Tomaso. Damiano De Tommaso, la tua Valganna com'è andata? Adesso abbiamo guidato un po' di più di prima, abbiamo preso qualche rischio nei tagli fangosi, però man mano prendo più confidenza con la macchina. Benissimo, anche per De Tommaso c'è un responso positivo di questa Valganna con una migliore sensibilità, una migliore consapevolezza di come sta andando, avete sentito? Sì, 5:33, lui ha abbassato i tempi, mentre Crugnola ha chiuso dunque la sua prova numero 5, con la sua prova, scusate, numero 6, la Valganna, con 5 minuti 29.2, alzando il tempo rispetto al precedente passaggio, per De Tomaso che aveva 5 minuti 35.7 nel passaggio della prova numero 3, nella 6 a parità di tracciato ha realizzato il tempo di 5:33 netti, a solo 3 secondi e 8. Ora vediamo Spataro che impressioni può avere. Andrea, dici un po'. Condizioni difficilissime. Ho tolto 2 perché sono andato piano stamattina. Non so gli altri, ma è dura. Oggi è molto. Attenzione. Beh, molto lucido nell'analisi, dice, probabilmente sono andato piano c'è un problema di stamattina. affaticamento dei freni. E vabbè, però comunque abbiamo evinto quale sia stata un po' la difficoltà durante un po' tutta la giornata, però insomma è arrivato alla fine della Valganna. Adesso aspettiamo gli altri piloti. Bene Daniele, ecco i tempi. Allora, mentre è partito il numero 41, abbiamo Crugnola dunque 5:29.2 nella prova di Valganna bis, la ripetizione, De Tomaso 5:33 netti,
Questo sei un bel casino, c'era un disastro, c'era. Però vabbè, siamo riusciti a venire fuori abbastanza bene, adesso vediamo un po' gli altri, però è brutto vero. Dai, ora ne manca una. Esatto, quella più difficile. Ok. Ne manca una, quella più difficile ovviamente, quella più tecnica, anche questo il parere e il responso a caldo di Beppe Freguglia, che abbiamo qui alla fine della prova speciale numero 6. Skoda Fabia che riprende la propria via. Ecco, abbiamo il tempo di Freguglia 5.52.9, Spataro 5.42.3 e ora nella classifica assoluta per dare un risultato stabile dobbiamo aspettare l'arrivo di Corrado Pinzano. Mentre arriva ora Pippo Pensotti, hai attaccato alla grande. Abbastanza, qui siamo stati un pelo indietro perché abbiamo fatto già un testa coda 360 prima, abbiamo già 30 secondi, quindi non volevamo commettere gli stessi errori. Abbastanza, ma senza provare a rischiare per arrivare in fondo perché le condizioni sono incredibili oggi, specialmente adesso al secondo giro che le strade sono molto più tagliate, molto più sporche. Ovviamente complimenti a Pippo Pensotti, grande gara quella sua di oggi, forse dopo un inizio di ieri leggermente al di sotto delle aspettative. Oggi ha sfoderato grandi numeri, ha spinto tanto, c'è stato un momento in cui ha rischiato anche con il testacoda di uscire dalla competizione, quando arriva anche Simone Miele. PS6 com'è andata per te? Dai, questa prova non mi fa impazzire, però si è sporcata tanto, l'abbiamo portata in fondo, dai. E ora c'è l'ultimo. Grazie. Comunque è migliorato, Non ho capito. Sì. Ecco, Daniele, riprendiamo la linea Sentiamo dello anche i studio. tempi Allora, che forse non siamo riusciti a dare ancora delle ultime vetture. ecco sì, Pensotti 5.55 netti, Freguglia 5.52.9 e Spataro, dicevamo, salendo la classifica 5.42.3. È lo stesso Andrea Spataro che si autodefiniva dal tempo migliorato, sì, ok, a parità di prova, ma perché nel primo passaggio il motivo è che non aveva compiuto un errore di guida. De Tomaso 5.33 è migliorato molto e ripeto, ora aspettiamo da un momento all'altro l'arrivo presso la postazione di conclusione prova al controllo stop da Daniele Mancini e Matteo Alemanno. Attendiamo l'arrivo di Corrado Pinzano, è lui che è l'ago della bilancia tra il secondo posto e il terzo posto per il podio. Vediamo come proseguirà questa lotta. Ecco qui, Sì, è un piccolo problema. questo è Scatolon. Tanto oggi non è una giornata positiva, quindi non è un problema alla fine. Quale problema? Quale? Tecnico? Che non siamo riusciti a capire, vero? Adesso abbiamo Corrado Pinzano. Ecco, vediamo Corrado Pinzano dove si andrà a posizionare nella Corrado, è classifica. un pollice su o un pollice giù? Ma abbiamo faticato tanto qui, siamo un po' troppo lenti sui tagli, sullo sporco, pago un po' la conoscenza della strada, quindi sono un po' così, però dai, vediamo. Sta andando. No, lei sta andando bene. Ok. Da un momento all'altro avremo l'inserimento nella classifica, nell'elaborazione dei dati per quanto riguarda i tempi fatti segnare proprio da innanzitutto Giacomo Scatolon, che non si diceva assolutamente contento della propria prova, e poi da Corrado Pinzano che è arrivato ora e si gioca il podio al fianco di De Tomaso e di Spataro. Adesso vediamo, più che altro è molto molto vicino a De Tomaso, a Damiano. Erano divisi da solo 1 secondo e 2 decimi alla partenza di questa prova e
avremo senza dubbio tra poco i cronometristi inseriranno i tempi di questi piloti. Certo, vedere, e qui ci riferiamo a Linda Voltini al nostro fianco, vedere questi concorrenti che si giocano tutto alla partenza di Covignone. Certo. Locatelli, com'è andata? Quella. È un pochino meglio rispetto a stamattina, abbiamo risolto il problema dell'elettronica e la macchina sta rispondendo bene. Ovviamente adesso è molto più sporca di stamattina, però siamo riusciti a guidare abbastanza bene e avere un buon ritmo, siamo soddisfatti. Grazie. Come guardate al PS7? Ma è andata bene anche lì, stamattina anche lì avevamo un ritmo sbagliato, un po' di problemi, invece adesso siamo riusciti a passare bene, stiamo andando bene, stiamo recuperando e attacchiamo fino alla fine. Benissimo, responso positivo con dei problemi di natura elettronica che sono stati risolti nel corso della competizione. Ora abbiamo Bassanofio Re. Com'è il responso? Il responder è andato abbastanza bene, forse è l'unica prova che vi ha fatto bene, ma troppo rischioso, davvero, feriscita, è una roba da paura. Che tipo di problemi ha avuto, scusa? Niente, io prima mi si è spenta la macchina sulla prova precedente, facevamo tutto bene, però c'è un curvone dove sono entrati dentro, c'è il mondo fuori, ho tentennato un attimo e basta, non ti puoi distrarre di niente, diventa veramente rischioso, cioè ci sono dei punti davvero difficili, noi perché corriamo 2 volte all'anno non è come i primi, ecco. Bene, bocca al lupo anche al Re e alla Regina. Sono sincero, non ho sentito molto, lo scarico era molto forte, la tonalità risuonava veramente forte nelle orecchie. Andrea Ripoli, auto numero 12. Andrea, bene o male? Alessandro, scusa. Ciao. Ma sì dai, sta andando bene, abbiamo qualche problema di freno a mano che non mi stacca bene o sono io che sono rincoglionito, non lo so. Comunque siamo contenti, va bene così. Andiamo a fare il Covignone e poi probabilmente in Piazza Montegrappa. Grandi. Ovviamente negli occhi e nelle intenzioni c'è il Covignone, l'ultima prova speciale anche per Ripoli, auto numero 12. Continua ancora a piovere qui alla prova speciale numero 6, una costante di questo Rally dei Laghi. Sembrava averci un pochettino dato una tregua, ma ancora ha ripreso a piovere. Ecco, Daniele, la sensazione che tu provi lì all'arrivo, raccontaci innanzitutto le temperature dell'abitacolo e in seconda battuta senti l'odore acre dei freni dopo una lunga discesa? Di la verità. Assolutamente, sembra che ti arrivino le sensazioni sensoriali anche da lì, dallo studio della Prealpina. Dopo te le racconto, intanto abbiamo Gianluca Lucchi. PS6 per te è stata buona, non buona? No, bene dai, rispetto al primo giro che avevamo problemi alla macchina, adesso sembra che abbiamo migliorato, non risolto del tutto i problemi ma migliorati, e la prova si è sporcata tanto, poi è iniziato a piovere forte, c'è tanto fango e la nebbia, però beh, condizioni così per tutti, quindi sono contento che ho fatto, penso, una buona prova rispetto a prima. Grazie. E ora via il Covignone. Ora l'ultima, vediamo, non so, il 7 Termini diluviava, poi qui all'inizio prova non pioveva, adesso piove, non si capisce. Il papà di Gianluca Lucchi è Jackie Lucchi, che è stato il navigatore di Alex Fiorio nel rally del Safari, il Safari Rally, quando c'era Biasion con Siviero, pilota ufficiale, e Fiorio e Lucchi. Poi ve la raccontiamo. Cianfanelli, come guardi all'ultima prova speciale del rally? Guarda, arriviamo in fondo, l'importante è arrivare in fondo. Per noi oggi va bene così, condizioni così, prima volta qua a Varese con questa macchina, va bene così. Grazie all'equipaggio di Cianfanelli Innocenti. Evidentemente per loro è già buono oggi arrivare in fine, non sempre si cerca un trionfo o di avere grandissime prestazioni, certe volte insomma si è in fase di test, in fase
di ottimizzazione della vettura e questo è stato uno dei casi. Ritornando prima alle sensazioni che proviamo qui sulla prova speciale, andando proprio all'interno delle vetture, sentiamo veramente le alte temperature e poi l'odore acre del sistema frenante messo a dura prova. Ovviamente vediamo anche il degrado degli pneumatici, insomma è un'esperienza sensoriale a 360 gradi che ci dice proprio dello sforzo anche meccanico delle vetture e anche del sudore dei piloti che ce la mettono davvero tutta. Leoni, com'è andata? La prossima volta prendo sul quad. Ci vuole il quad qua. Perché l'ha dissestato? Abbastanza bene, dai. È molto sporca, però abbastanza bene. Dai, andiamo a fare l'ultimo. Complimenti e insomma, buona fortuna. Grazie. Abbiamo letto un filo di polemica da parte di Marco Leoni, insomma diceva dovevamo prendere il quad, forse un po' per lo stato delle strade, un po' per lo sporco forse, però alla fine insomma ce l'hanno fatta ad arrivare alla fine della penultima prova, adesso si avviano ovviamente alla prova epilogo della 32esima edizione del Rally dei Laghi. Ecco, ora abbiamo il risultato stabile della classifica, mentre è arrivato a fine prova Andolina da Michele Novara. Andolina, che ci dici di questa prova speciale? Bella, bellissima. Penso di averla fatta un pochettino meglio del primo giro, che ci ho preso un pochettino la mano. Adesso vediamo i tempi. Ottimo. Bella organizzazione, bravi. Ottimo. Un'Andolina veramente soddisfatto e contento della manifestazione della sua presentazione e anche dell'organizzazione in generale. Beppe, non so se sono stati dati nel frattempo i dati cronometrici di questi ultimi piloti, perché sono arrivati davvero a un ritmo molto serrato. Ecco, sì, Daniele, prendiamo la parola allora dallo studio. Corognola si conferma vincitore di prova, è l'ennesima questa sua vittoria, sesta prova, sesta vittoria. Secondo De Tomaso a 3 secondi e 8, ecco, noi ringraziamo la regia, stiamo leggendo i tempi della colonna di sinistra. De Tomaso 5,33 netti, il suo totale di 38 minuti, 44 secondi e 8 decimi. Terzo posto assoluto nella prova di Corrado Pinzano, staccato di De Tomaso da quasi 7 secondi, esattamente 6 secondi e 8 decimi. E ora De Tomaso scava un, direi, rassicurante vantaggio, ma più di tanto non si può essere sicuri, perché quando manca il Cuvignone tutto può succedere. Ora De Tomaso ha un vantaggio esattamente di 5 secondi e di 4 decimi su Pinzano. Ecco, poi seguono Spataro che è quarto assoluto in prova ed è quinto nella classifica assoluta. Quindi Miele quinto in prova ma quarto nella classifica generale. Quindi Freguglia che si conferma sesto in prova e sesto nell'assoluta. Pensotti settimo in prova e settimo nell'assoluta. La prova è quella, ripetiamo, di Valganna che stiamo monitorando e vedendo. Mentre è arrivato Barsanofo Re, nono tempo assoluto, Gianluca Lucchi decimo, Cianfanelli è undicesimo, dodicesimo Scatolon che perde 44 secondi e quando saremo all'arrivo naturalmente una delle domande da porre è quella proprio a Giacomo Scatolon, il pilota di Stradella, per capire il motivo di questa perdita di tempo. È arrivato Fusetti e ecco il suo tempo, 6 minuti 26.1. Meli meglio di lui di 3 secondi, no, 2 secondi e 2 decimi. Si giocano proprio la vittoria nella classe Super 1600. Questi sono i fratelli Maran, eccoli. Sì, Maran per due. Maran per due sarebbe la classica ordinazione nel loro bar dell'aperitivo. Maran per due, in realtà sono fratelli. Ma bene, dai,
molto sporca adesso, condizioni un po' proibitive, però dai, secondo me bene. E adesso come continuate? Adesso facciamo l'ultimo, Covignone, e poi dai, a Varese. Grazie. Ai fratelli Maran, come si vede sulla fiancata, Maran per 2 sulla loro Renault Clio. Ha esclamato la parola Varese, arrivo con una gioia, come una prospettiva. Hai sì, credo che sentito? ci sia questo desiderio di arrivare Irrefrenabile. velocemente. Linda, commentaci tu. Da una parte abbiamo ascoltato, per esempio, Daniele Mancin andando a intervistare Andolina, e Andolina dice stupendo, bravi, Esatto. abbiamo migliorato noi stessi, complimenti all'organizzazione, cioè elogio continuo a se stesso e agli altri. Mentre troviamo altri concorrenti che Che invece... assolutamente la definiscono quasi come un incubo per quanto sia ormai sporca la prova, quindi difficilissima. Sì, sensazioni molto diverse da un pilota all'altro. Ecco, soprattutto il tratto di prova, noi esortiamo tutti coloro che ci ascoltano ad andare magari durante l'estate a guardare questi meravigliosi borghi. Dopo Boarezzo, andando in piano, raggiungendo Marzio, quella zona anche in piena estate è freschissima, è stupenda, è una zona boschiva, ma ora con la pioggia è senza dubbio cosparsa di brecciolino, sassolini, foglie ovunque. Fango che dai fango. tagli inevitabilmente lo buttano sull'asfalto, finisce veramente di tutto a questo punto. Esattamente. Allora ogni pilota dà un'interpretazione magari con l'accanimento e l'adrenalina ecco, ascoltiamo però questo, quando si parla di Ciao Maurone, qui è Mauro Bregolato, che abbiamo visto tanti decal che ricordano il suo nome. Ma perché abbiamo avuto un problema in un tornante, abbiamo allargato troppo con il dietro della macchina, ci siamo un po' arrampicati. Ci sono solo delle tracce di fango da quello che abbiamo visto. Molto sporca e difficile. Dai, grazie. Bene, ciao. Ecco il duo Bernardi Battistelli. Abbandonare la prova speciale numero 6, ci avevano chiesto di guardare davanti lo stato della vettura dopo uno sbandamento che c'era stato, hanno raccolto un pochettino di fango sull'anteriore, per quello che abbiamo avuto modo di vedere non c'erano danni di alcun tipo, quindi secondo me possono continuare bene, ecco, verso la fine del rally. Grazie Daniele, e ora diamo uno sguardo, mentre Daniele è collegato da Ghirla, che è la fine prova della prova speciale numero 6, è la penultima, si va sul Covignone che è l'ultima. Qui siamo collegati in questo istante, stiamo guardando le immagini in tempo reale, in diretta, della partenza da Montegrino, della prova numero 5, la prova 7 termini. E ora pensiamo di essere al cambio della classe. Le classi sono date dalla tipologia di vettura, dal regolamento che devono rispettare l'internazionale, dalla fiche d'omologazione della vettura, dalla cilindrata e naturalmente conseguentemente della potenza. Corognola al comando, De Tommaso a 56 netti e Pinzano a 1,01. 5 secondi e 4 decimi. Basta solo una curva, direi con un modesto, quasi incolpevole testa coda e i 5 secondi se ne vanno, perciò deve stare molto attento De Tommaso, sarebbe per lui una buona gara test prima di questa nuova stagione per completare la competizione con un arrivo al secondo posto, ma per Pinzano secondo noi il biellese darà tutto sul Covignone, certamente non rischierà assolutamente di ritirarsi, ma cercherà di dare il meglio di sé. Ecco, andiamo subito a concedere la linea alla regia mentre sta transitando il numero 59 e noi andiamo subito a salutare Buttiglione Loris con Andrea Chinaglia. In bocca al lupo.
Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità. Tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere. Formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima. Gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Siamo ritornati in diretta, le telecamere sono puntate alla partenza di Montegrino Valtravaglia, prova numero 5 delle 7 in tutto, ma abbiamo già visto l'arrivo della prova 6 da Valganna, cioè esattamente la località è Ghirla. Manca una sola prova alla fine e sono in questo momento le 14:28 e Linda conosce bene, che è al nostro fianco, conosce bene le insidie del Covignone, 14:50 la partenza. Tu Vararo conosci bene, tu pensa, si sale nel budello che da Nasca va a Sant'Antonio Covignone, poi si ridiscende. Poi scavalli subito. Esatto. Sì. E racconto un po', anche nel finale di Vararo, qui l'impianto frenante è messo a dura prova, è la discesa più lunga della gara. Sì, assolutamente sì, quindi bisognerà anche vedere appunto come sono le condizioni dell'asfalto sul Covignone, visto che già questa prova si sono lamentati molti trovando molto sporco e quant'altro, e mi sembra anche che la pioggia stia un pochettino aumentando, almeno quello che si vede dal monitor da qui. Sì, sì, è sempre più fitta la pioggia, ma come dicevamo le vetture stanno montando tutti gomme Rain, cioè scolpite, hanno una sola mescola le gomme Rain, è una mescola abbastanza morbida, perché la mescola di una gomma da cos'è data? È data tecnicamente dal compound, dalla tipologia proprio della morbidezza. Nel caso delle Rain sono molto morbide, ecco perché non bisogna osare troppo se l'asfalto si asciuga, altrimenti la gomma si desciappa, cioè perde dei pezzi e assolutamente diventa inguidabile l'automobile. Ecco, il contenuto proprio delle gomme Rain è un contenuto morbido, ecco, nel battistrada esterno, però la grande differenza dalle gomme Rain rispetto alle slick, le slick si usano su asfalto asciutto, è la scanellatura, cioè l'incisione appunto della gomma stessa, che permette all'acqua di defluire immediatamente al passaggio dell'automobile, di espellere immediatamente l'acqua per evitare l'acquaplaning, ecco. Vediamo la Clio in azione, è quella del numero 73 Mattia Statuto da Luino, e prima di lui era partito un altro luinese, Andrea Saredi, che corre con Alex Colombo, mentre Marco Costa è navigatore di Mattia Statuto. Mattia Statuto, che è bello vedere la famiglia Statuto, la famiglia di sia papà che mamma erano piloti e navigatrici, e navigatrice
e ora il giovanissimo Mattia Statuto. L'abbiamo visto ed applaudito anche nello slalom in salita dello scorso mese di ottobre, perché si è comportato molto bene nella salita di campionato, no, non era valida di campionato, quest'anno lo è, organizzata dall'ACI Varese, e verrà proposta il 5 maggio prossimo, la Luino Montegrino in salita in velocità, 3 manche, e la prima edizione di questa riproposizione da parte dell'ACI Varese è stata vinta da Davide Piotti con la sua bellissima Osella, la Osella PA9 2000 di cilindrata di casa BMW. Il motore Osella, sapete bene, è una casa, è un'industria che costruisce auto da corsa dal punto di vista proprio così della velocità in salita o negli slalom. È una delle case più accreditate proprio a livello mondiale. E vediamo come si comporta questo pilota. Si tratta di Matteo Violetti, seguito da Daniele Peretti e da Nicola Morlacchi, tutti varesini. Abbiamo già comunicato a Daniele Mancin che sta ritornando verso la sede di Prealpina con Matteo Alemanno, poi ci sarà il nostro collega Luigi Crespi in piazza Montegrappa Varese e andrà a sentire, andrà a captare un po' le impressioni e cercare di capire quali sono le dichiarazioni degli equipaggi che riescono ad arrivare a fine gara dopo una lunga ma soprattutto faticosa, difficile gara scivolosa, quella di oggi. 76 Nicola Morlacchi e Deborah Francoli al via, seguito ora da il comasco Lorenzo Schiavetti, quindi il lecchese Davide Paroli e Daniel Zamboni da Luino, numero 79. Dicevamo, Daniel è la prima gara della vita e a fianco a lui corre papà Sergio, che è da tanti anni sulla breccia e ha regalato a lui questa gara, la prima gara della vita, questo giovanissimo 19enne Daniel Zamboni di Luino, numero 79. Questo fine classe, siamo nella classe Rally 5, poi osserveremo il cambio classe e concludiamo però proprio ammirando questi piloti con la loro sesta prova speciale in corso. Questa esattamente è la quinta prova, la sesta in corso per coloro che li precedono e siamo pronti alle 14:50 per dare il via al Covignone. Certo una serie di partenze una dopo l'altra con la Renault Clio, che si presta molto in questa classe Rally 5 ad essere scelta dagli equipaggi perché è molto competitiva. Davide Paroli e Matteo Baraggia al via, eccoli. E vengono seguiti proprio da Daniel Zamboni, il giovanissimo pilota luinese. Anche per Paroli, che vediamo ora col 78, si tratta di un figlio d'arte. Noi ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo già dalla giornata di ieri con la prova show. Abbiamo ottenuto ottimi riscontri per quanto riguarda le connessioni, sia coloro che guardano queste immagini dal canale YouTube di Prealpina, sia dal sito internet ufficiale, il sito web prealpina.it, quindi le pagine social Facebook, Instagram di Prealpina, che sono mobilitate, diciamo, vengono
sono state, ecco, guardiamo queste 3 curve con il giovanissimo Zamboni in campo. Cerchiamo di sostenere i giovanissimi, vediamo come se la cava la prima curva con papà Sergio che chiama le note e il pilota deve eseguire quanto il navigatore sta esclamando dal sedile di destra. Qui siamo con una S temibile, vediamo sinistra per destra, non forza il ritmo, deve arrivare alla fine ma deve migliorare di prova in prova. Bravo il giovanissimo Daniel. E con questa immagine direi di dare subito la parola a regia mentre parte la classe A7 con i moschini atomici delle Clio Williams. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Eccoci, li abbiamo definiti moschini atomici e subito sui social ci hanno scritto sì, ma guarda che moschini, guarda quanto sono veloci. E Cosimo De Tommaso, guardiamo papà Cosimo con il figlioletto che è secondo assoluto, ma lui è primo tra i generosi. Guardiamo. Clio Williams 7 marce, classe A7. Sì, rispetto al passaggio precedente mettono una marcia in meno. Abbiamo sentito prima inserire terza, quarta, quinta nel rettilineo, ora invece con la pioggia devono poter scaricare a terra i cavalli, ma quando c'è tanta pioggia sul terreno queste vetture patinano all'impartenza e soprattutto quando riprendono dei bassi regimi di giri. Dopo Cosimo De Tommaso siamo con i fratelli Coniglio, Massimo e Stefano Coniglio di Varese, quindi Ivano Lucchi con Mirko Giudice, a seguire Daniele Martinelli con Thomas Toniolo e Mattia Soldati con Alan Robba. Seguiamo i fratellini Coniglio e poi Lucchi va molto forte, Ivano. Tanta pioggia, aumenta la pioggia, sì. Comunque con le gomme Rain può esserci anche un acquazzone pazzesco, ma non ho mai visto sospendere una prova speciale di un rally causa pioggia. Bisogna sapere affrontare tutte le condizioni.
Diverso invece, cara Linda, ti voglio coinvolgere, se dovesse iniziare a nevicare, perché non ci sarebbero più le condizioni di sicurezza, perché non stanno montando gomme termiche, sono già uscite dal parco assistenza, hanno gomme RIN adatte alla pioggia oppure nel caso in cui non piovesse più, adatte all'umido. Se dovesse iniziare a nevicare e la neve fosse copiosa, esatto, sulla sede stradale, allora il direttore di gara potrebbe sospendere la prova per questioni solo di sicurezza. Comunque è autorizzato l'uso di gomme termiche, questa è stata una circolare informativa precedente al Rally dei Laghi, proprio nelle 3 giornate che lo precedevano, dove la direzione gara ha permesso l'utilizzo di gomme termiche, cioè nel caso in cui fosse nevicato ieri o oggi, allora era possibile montare gomme termiche da neve. Arriva lungo ma si salva, come si dice in gergo, arriva lungo ma non sbatte l'esterno, e ci riferiamo al pilota dunque Mattia Soldati, abbiamo l'84 e l'85 in prova, in questo caso è l'86 è Albrigoni Marco, seguito da Matteo Marignan, che vediamo già la partenza con questo primo piano che la dice lunga sulla... Ecco, è proprio Marignan, è lui, 87, Matteo Marignan e Nico Mostacchi. Bene, siamo nella classe N3. Seguiamo quest'ultimi passaggi e poi passiamo la linea alla regia, vediamo come se la cava il forte pilota varesino. Certo, non è pilota che si risparmia, non è pilota alle prime armi. Matteo Marignan è un bel piedone destro. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Eccoci tornati subito, direi eccoci tornati a Montegrino Valtravaglia, prova 5, partenza degli equipaggi di classe N3, Marignan, Matteo partito, Giancarlo Moioli partito, adesso è la volta di Marco Viola e Corrado Pellizzaro.
Viola al numero 89, Pellizzaro al 90 e qui siamo col 91. 91 è Michele Barri che viene da Sondrio. Poi abbiamo Daniel Gualdi, chiamandosi Gualdi senza dubbio di Bergamo, infatti lo è. Quindi Corrado Peloso che viene da Aosta e il varesino Alessandro Rossi che corre con Noemi Pizzocri. Quindi Michele Chiodo con Mauro Chiodo. I due chiodini sono tanto bravi, I due fratelli Chiodo sono tanto bravi con la Peugeot 106 K10. L'arrivo è previsto alle ore 16:30 e poco fa proprio in piazza Montegrappa era in corso di svolgimento il montaggio del palco, il montaggio della struttura che permette l'esecuzione della premiazione, la cerimonia di premiazione con un numero di coppe e trofei davvero elevatissimo per consegnarli non solo all'assoluta, ai protagonisti dell'assoluta, ma anche ai protagonisti delle classi. Poi abbiamo il Memorial Ernesto Redaelli, il Memorial Angelo Siccardi, due colonne dell'Automobile Club Varese, ex presidente e ex direttore dell'ACI Varese. Che bello ricordare, Angelo Siccardi è stato l'ultimo direttore della cronoscalata di velocità organizzata dall'ACI Varese, Varese Campo dei Fiori. Vi correvano i piloti ufficiali di casa Ferrari, di casa Alfa Romeo, di casa Stanguellini, Maserati, e vinse la Maserati Birdcage, l'ultima edizione, eravamo nel 1960. Odoardo Govoni vince l'ultima edizione della Coppa dei Tre Laghi Varese Campo dei Fiori di velocità. E allora il direttore di gara era proprio Angelo Siccardi, direttore dell'ACI Varese. Mentre le edizioni più fulgide, direi, del Rally ACI Varese vedevano presidente proprio Ernesto Redaelli, il papà di Giuseppe Redaelli, l'attuale presidente dell'ACI Varese. Pronti alla partenza con, vediamo, il numero 95, pensiamo, sì, è proprio lui. 95, 96, 97 sono tre piloti che si giocano la vittoria. Il 97 Bonfadini con Manuel e Valentina Gentilini. Pensate, questo equipaggio proviene da Udine e da Padova, mentre è seguito il tedesco Jürgen Hollmeier con Marco Saresini, che è navigatore di Brescia. Quale linguaggio useranno, il tedesco o l'italiano o l'italo-germanico? Ma chi lo sa. Sentite come canta questo Peugeottino tutto pepe. E siamo pronti quasi alla partenza del Covignone. Adesso cercheremo dalla direzione gara la conferma. Ci dicono dalla direzione gara un paio di minuti di ritardo sul Covignone, perciò il teorico era 14:50. Dunque il tempo realistico di partenza dovrebbe essere 14:52.
Dovrebbe partire in questo istante. Diamo uno sguardo alla classifica delle classi. Allora, dopo la prova la ripetizione della prova di 7 termini, per avere un gruppo, direi, di piloti, almeno un centinaio di piloti sott'occhio, allora diamo uno sguardo alla classe Rally Italian Trophy e vediamo che Denunzio ha 1 minuto e mezzo di vantaggio su Morlacchi e su Buttiglione, Borsoi è quarto. Cambiamo classe, dopo la prova numero 5, la classe RC2N vede al comando, essendo Rally 2, Crugnola, secondo Pinzano, terzo De Tomaso, quarto Miele. Passiamo subito la linea alla classe R3N. Vagliani precede Meli, Bini, Bernardi e Fusetti, mentre nella classe RC4 Broggi è al comando con solo 2 secondi e 3 decimi su Cambiaghi, se la giocano davvero all'ultimo colpo di gas, diciamo, alle ultime prove. Pelgantini è terzo, Bosetti, Mattia Bosetti è quarto e Battistelli è quinto, Roncadori è sesto, Chiappa è settimo. È tra le classi la più combattuta questa. RC5, Denunzio è davanti a Marignan di 1 minuto e mezzo, Morlacchi è terzo, Della Maddalena è quarto. Passiamo subito alla classe RC6, non ci sono concorrenti, quindi Trofeo Michelin, Roncadori al comando, secondo è Bini, terzo Fredducci, quarto Trivellotto. Dopo la prova 7 termini, la classe N4 non è composta, dunque passiamo all'analisi della classe successiva. Super 2000 non c'è nessuno, ma passiamo alla classe Super 1600 e qui Vagliani è al comando, secondo è Meli, terzo Bini, poi Fusetti, Marane e Longhi. Ma senza la penalità di 1 minuto sarebbe secondo Maran, perché ieri per un problema elettrico della vettura è partito in ritardo nella prova show. Diamo uno sguardo alla classe R4 e qui dicevamo la vittoria non è per niente scontata per Broggi, perché viene inseguito da Cambiaghi. Dovrebbe essere partita la prova di Cuvignoni a questo punto, sono le 14:54, Linda freme perché non vede l'ora che si abbiano i risultati finali. Noi volevamo ricordarlo anche prima, i risultati finali si hanno solo sotto la bandiera, davanti alla bandiera scacchi, sotto lo striscione d'arrivo. Beh, anche perché appunto sappiamo che è quella più impegnativa, quindi potrebbe succedere di tutto. Con questo tempo inclemente, sì, ma soprattutto eccoci pronti a seguire altri concorrenti. Ricordiamo solo che la classe R4, che dicevamo è la più combattuta, vede Battistelli e Roncadori, pensate, si giocano al terzo posto sul filo dei decimi, 5 decimi l'uno all'altro dopo 40 minuti di gara, pensate. Bravi davvero. Davanti a loro c'è Cambiaghi secondo, Broggi primo, ma i due sono divisi da 2 secondi e 3. La linea alla regia. 4:30 in centro a Varese. Però penso che i primi...
video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Stavamo eseguendo l'analisi delle classi quando parte la terzultima prova. Vediamo per il concorrente numero 107, pensiamo proprio di sì. Andiamo a svelarne l'identità. Sì, è lui, è Zizza, è il numero 107, Matteo Zizza da Varese con Eros Bassi, Peugeottina 106. Pensiamo di rendere un buon servizio anche nel mandare queste immagini a beneficio di coloro che corrono nelle classi dalla minor potenza, ma da notevole passione. Guardate, questa Peugeot non è certo di primo pelo, ha i suoi anni alle spalle, e che bello vedere, sì, è proprio lei, Rebecca Fortunato, la navigatrice, che è la figlioletta del pilota. Matteo Fortunato e Rebecca Fortunato erano tanto cari amici di Luca Montesano. Purtroppo Luca si è spento e ha lasciato un bel ricordo di sé. Sono tutti piloti della zona del Vermano, loro abitano, la famiglia Fortunato abita a Cadrezzate, e nella zona di Angera, di Taino, di Monvalle avevano costituito proprio un gruppo di rallisti tanto direi appassionati. Tanto stiamo guardando l'elenco dei partenti. Abbiamo Luca D'Alberto di Porto Valtravaglia, altro pilota del Verbano, Porto Valtravaglia, come Stefano Piccinelli, Tommaso Negre di Varese, figlio d'arte, e con Thomas Tamburrano. È il numero 113. Ma ora parte, ecco, il 111, Matteo Fortunato e Rebecca Fortunato. Diamo uno sguardo a questo punto, dando per certo che la prova di Cuvignone sì è partita. Andiamo subito sull'assoluta e vediamo il precedente passaggio. Allora, Crugnola ha vinto la prova di Cuvignone precedentemente, Crugnola col tempo di 12:03,3, mentre Pinzano ha concluso al secondo posto precedentemente con 12:14,8. Di Palma ha chiuso con 12:17,5. Peccato per Di Palma, una foratura lo ha tolto di mezzo nella quartiera della classifica e senza dubbio demotivato, senza più stimoli per un pilota senza dubbio deluso come il suo navigatore Cobra, e dunque si sono ritirati.
De Tommaso aveva chiuso la prova del Covignone nel precedente passaggio con 12, 19 secondi e 6 decimi, quindi Miele 12, 43, Pensotti 12, 46 e 9. Linda Avoltini al nostro fianco. Se noi ti trovassimo l'automobile, tu saliresti da navigatrice innanzitutto? Perché no? Ah, bello, rally dei laghi, devi fare la patente sportiva. Tanto la patente ce l'hai già, tu hai tutte le patenti, A per la moto, B per... Poi cioè, non hai limiti di patente. Ho anche quella della barca. Interessante, ragazzi. Sei una donna d'acqua dolce, sei una donna di larghe vedute dal punto di vista del motore, quad, cavalli a quattro zampe, cavalli vapore, moto, quad e patente nautica. Pazzesco. Ce le ho tutte. Ce le ho tutte, brava, brava. E no, o accetteresti solo il ruolo di pilota? Beh, ti confesso che stare a fianco faccio fatica. Quindi... Ma perché perdi le note? Pensi di perdere le note? No, perché la mia testa è più da pilota. Da pilota. E in Sud America, in quei 3 mesi di avventura, hai svolto anche il ruolo di copilota a fianco alla tua pilotessa? Oppure molto no? Poco, lo ammetto, molto poco, sì, perché ci eravamo comunque trovate bene così e siamo andate quasi tutto il viaggio. E come si chiamava la tua... Come si chiama la tua... Gaia. Di dove abita? Di Milano. Bella questa nota dove quando in tarda mattina ci hai risposto e ci hai raccontato, non avevamo tempo sufficiente per litigare, si fa per dire, cioè, ma non dico litigare col coltellino, per ma discutere, per avere delle divergenze, certo. Non c'era il tempo, le decisioni andavano prese subito, immediatamente. Bello. E avete affrontato quanti chilometri con la Mitsubishi Turbo? Circa 40.000. 40.000 chilometri in Sud America, dalla Terra del Fuoco fino al lago Titicaca, all'Amazzonia brasiliana. Esatto. Brasiliana. Possiamo tirare le orecchie alle ragazze giovani, a bassa voce lo facciamo. Quando ci ha raccontato il tuo Maurizio Rossi, che è il tuo regista di queste grandi imprese meravigliose e che poi saluteremo con una fotografia che ci faremo, ecco, quando Maurizio Rossi ci ha raccontato che nelle ultime edizioni di Donna Avventura ci sono delle ventenni che o alla guida o navigatrici, dopo circa una settimana, 2 settimane circa, sono poco motivate o comunque sia molto affaticate. È che le ragazze più giovani psicologicamente, forse non tutte ovviamente, però tendono ad avere un po' meno resistenza. Noi che eravamo un pochino più grandicelle, chiaramente c'è un po' la testardaggine, il dover arrivare alla fine per forza, anche a pezzi, ma ci devi arrivare alla fine, quindi una motivazione più forte. Le ragazze giovani ci arriveranno quando crescendo con l'età il carattere si sviluppa maggiormente. Però sono situazioni anche a volte dove tu dici dormivate poco la notte. Poco cosa vuol dire? 3-4 ore? 4 ore, 5 ore se ti andava proprio di lusso. Ci picchia. E non dormivate in albergo la maggior parte delle volte? In tenda, ma molto spesso, siccome montare la tenda, smontare la tenda ci voleva troppo tempo, quindi già le ore erano poche, ci si infilava nel sacco a pelo sotto la macchina e si dormiva così. Sotto la macchina? Sì. Incredibile. Il discorso era che la sera, quando si arrivava, diciamo quando si smetteva di guidare, dovevamo sistemare tutto quello che era una sorta di diario del giorno per tenere in ordine tutto il girato, affinché alla fine dei 3 mesi, quando il tutto veniva mandato a Mediaset, potessero capire i vari passaggi e dove eravamo in quel momento, quel tal giorno, quali posti avevamo passato. Quindi anche le poche ore di sonno erano dovute al fatto che bisognava lavorare questa parte, fare comunque i reportage
reportage per le testate giornalistiche alle quali eravamo abbinate, quindi insomma c'era... Tu a quale testata eri abbinata? Io ero per Capital. Auto Capital e Capital? Sì, esatto. Ci picchia, beh, interessante. E lì naturalmente ogni mese hai pubblicato per vari mesi, per numerosi mesi, le tue già durante esperienze. il viaggio mandavamo dei piccoli reportage, diciamo con una certa continuità, perché E di Mediaset... fatto eravamo delle reporter, il Certo. nostro ruolo era quello di reporter. E Mediaset ha dedicato sia su Rete 4 che Canale 5 Italia 1 numerosi appuntamenti settimanali, vero? Su Rete 4, no, credo andasse una puntata, non ricordo male, una puntata alla settimana, però erano in totale, già solo il nostro viaggio, essendo di 3 mesi, sono andate circa una quindicina di puntate. 15 puntate, Adesso secondo non me ricordo le hai registrate esattamente, tutte, ma le farai erano- vedere ai nipotini, le fai vedere. Pensa che invece io al ritorno non riuscivo a guardare, cioè non mi veniva di guardarle, non volevo guardarle, non lo so perché Era avevo un blocco. fonte di stress. No, non lo fonte so, di... un blocco mio di che non mi piace guardarmi i video e le ho riguardate dopo qualche anno. Bella questa nota, Linda Voltini a nostro fianco che è navigatrice ma soprattutto pilotessa e non solo in questa Donna Ventura durata 3 mesi ma anche in una gara dedicata a Teleton che è durata 24 ore e che è stata una gara di durata, quella all'autodromo di Adria. Di Adria, esattamente, Ecco. sì, per Teleton. Anche quella è un'esperienza meravigliosa perché comunque vabbè, avevamo una macchina fantastica, la Mitsubishi, appunto come dicevamo prima, e una 24 ore è davvero una bella esperienza. Ecco, in quanti eravate in equipaggio per coprire le 24 ore? Se non ricordo male, 4. Direi ogni ora saliva una ragazza, cioè un'ora Sì, e mezza esatto, circa. Sì, più o meno facevamo un'ora a testa. Bene, bene, a proposito di 24 ore non dimentichiamo la nostra meravigliosa, inimitabile 24 ore di Le Mans. Vi parteciperà anche il varesino Alessio Rovera che ieri è giunto settimo della categoria GT3, GT, perché sono 2 le grandi categorie, c'è l'Hypercar e c'è la GT. La GT per pilota ufficiale di casa Ferrari, vediamo, ormai si sono concluse le partenze. Un attimo, ecco, noi chiediamo alla regia di lasciarci la linea ancora un attimo per verificare se sta arrivando o meno il tempo dei primi classificati della prova di Covignone. Non ci sono ancora i tempi, passiamo alla regia, rientreremo e vedremo i tempi dei primi classificati. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati.
Ritorniamo in diretta e chiamiamo la linea dallo studio perché mentre l'apripista delle vetture storiche è pronto con la BMW a scendere in pista, noi diciamo pista, cioè a 7 termini per affrontare la prova 5, noi abbiamo già il risultato della prova 7 e Crugnola 12:25.4, ha alzato di 22 secondi il piedino rispetto al precedente passaggio. Per lui era chiaramente la pioggia si è intensificata, la vittoria era già nelle sue mani e senza dubbio le motivazioni erano giuste per non usare più di tanto e chiudere con il tempo di 12:25.4. Ha fatto una guida conservativa, diciamo. Dici bene, conservativa perché nessuno lo stava pungolando da vicino. Vedremo invece come si pungolano, come se la cavano i due spadaccini. Chi sono i due duellanti? Allora, innanzitutto noi vogliamo ritornare su prova 6, così ecco la regia inquadra la classifica, eccola qui. Sono Damiano De Tomaso che ha un totale di 38,44.8, colonna di destra, dopo 6 prove speciali, e alle strette con Corrado Pinzano con 38,50.2. La differenza tra i due è di soli 5 secondi e 4 decimi, ma su una lunghezza di 15 km quasi, qual è il Covignone, 5 secondi non è un vantaggio rassicurante. De Tomaso deve non certo dormire sonni tranquilli in questa prova, tra l'altro accidentata con 1000 problematiche di scivolosità date anche dalle condizioni meteo. Quarto posto assoluto Simone Mille e Roberto Mometti in classifica generale a 2,14,7 da Crugnola e a soli 5 secondi solo da Spataro, che se dovesse reagire anche lui potrebbe mettere in discussione il quarto posto di Miele. Bella questa situazione, con 5 secondi che dividono il secondo dal terzo e gli stessi 5 secondi dividono il quarto dal quinto e manca una sola prova alla fine. Andiamo a vedere subito come sta andando l'esito, magari abbiamo altri concorrenti di cui abbiamo il tempo. No, per ora solo Crugnola abbiamo con 12.03.3 al primo passaggio e 12.25.4 nel secondo passaggio. Ecco, bene, abbiamo da un momento all'altro altri tempi che ci giungeranno sulla tabella della classifica assoluta, quando ormai manca solo l'ultimo trasferimento, il trasferimento che porta i concorrenti dalla zona di Cittiglio Alta, Gavirate, quindi Schiran, lì compiono un riordino e naturalmente poi vanno all'arrivo. Passiamo la linea alla regia per un rapido contributo e poi subito a seguire immediatamente. Video ispezioni, noleggio cassoni scarrabili e smaltimento rifiuti speciali, bonifiche sottotetto da guano di volatili, bonifiche e prove di tenute su serbatoi interrati e non, smaltimento amianto e posa nuove coperture, bonifiche di siti inquinati.
Emporio Carni Bombari, da 40 anni è sinonimo di qualità, tagli di carne di prima scelta con tante offerte giornaliere, formaggi di ogni varietà, ampia scelta di frutta e verdura sempre freschissima, gastronomia con specialità da gustare ogni giorno. A Busto Garolfo, via Luigi Cadorna 44. Suzuki continua gli incentivi. 4.500 euro di vantaggi senza rottamazione. Tutto chiaro, senza sorprese. Suzuki. Ritorniamo in diretta dallo studio di Prealpina e vi diamo la notizia purtroppo di due ritiri. Era in corso il forcing, diciamo dovevano attaccare per difendere le loro posizioni, cioè De Tomaso contro Pinzano e la differenza tra i due di soli 5 secondi e 4 decimi. Purtroppo De Tomaso si è fermato lungo la prova di Covignone e un'altra lotta a stretta distanza vedeva 5 secondi tra Simone Miele e Andrea Spataro e qui non il leader, diciamo, di chi precedeva l'altro, ma l'inseguitore, cioè Spataro, si è fermato anche lui a bordo strada e ci dispiace moltissimo non vedere né De Tomaso né Spataro all'arrivo. Siamo molto dispiaciuti. Un vero peccato. A questo punto direi che anche Pinzano deve concludere comunque la prova, vedremo se riuscirà a passare, se De Tomaso non fa da tappo. Sì, il problema è che il Covignone è comunque tutta molto molto stretta come strada, comincia qualche slargo ma già dopo Vararo, tutta la parte da Covignone a scendere è tutta stretta, molto stretta, quindi se una fa da tappo blocca tutto. Ecco, ci dispiace davvero, soprattutto ci dispiace De Tomaso e Spataro, erano rispettivamente secondo e quinto, Damiano De Tomaso con Sofia D'Ambrosio era secondo assoluto e Spataro invece era quinto, ma stava inseguendo Simone Miele che era 5 secondi davanti a lui. E a questo punto pensiamo che Simone Miele salga sul palco, sul podio, sia terzo e Pinzano sia quarto. Ora però dobbiamo attendere l'esito di questa prova, mentre noi osserviamo la partenza del rally storico. Eccolo, la partenza della prova numero 5. È la prova di 7 termini che vede la partenza delle vetture, sono 5 gli equipaggi del rally storico. Questi vanno veloci e non vanno in regolarità media.
E ritorniamo in contatto radio, ma ritorniamo anche con le immagini. Sì, sì, le immagini della 131 Abarth di Francesco Francabandiera, che è alla partenza con la regolarità sport, la regolarità media, la località di Montegrino Valtravaglia. E Crognol è l'unico pilota che ha concluso regolarmente, l'unico pilota col navigatore Andrea Sassi, che ha concluso regolarmente la competizione con il suo ultimo tempo nella prova di Covignoni di 12:25,4 diamo uno sguardo alla classifica finale totale, vede appunto Crognola sommarsi un complessivo di 50 minuti, 14 secondi e 2 decimi. Con questo tempo Crognola si aggiudica il rally, 32esimo rally dei Laghi. Lo possiamo dire con certezza, anche se la sua vettura deve marciare regolare, raggiungere prima Schiran e poi raggiungere l'ultimo controllo orario che ha sede nel cuore di Varese, cioè l'ultimo controllo orario quando il navigatore Andrea Sassi consegnerà la scheda ufficiale di gara, la tabella di marcia ufficiale all'ultimo controllo orario in piazza Montegrappa a Varese. Questo dovrebbe avvenire intorno alle 16:30, ora vediamo in azione la 131 Abarth che ci fa ricordare i grandi, questa è proprio con la livrea all'Italia, ci fa ricordare i tempi andati della fine degli anni 70, inizio 80, quando dopo la Stratos è venuta la 131 Abarth, dopo la 131 Abarth è giunta alla ribalta la Lancia Rally 037, poi la S4 e poi la Delta Integrale per le grandi vittorie Lancia. Nella storia del mondo rally, Lancia, non dimentichiamo, ha ancora il numero più alto di vittorie nel mondiale. Si è aggiudicata l'Iride più di tutte le altre marche nel mondo. Ecco, anche se sappiamo bene, Lancia è ferma al palo, non corre i titoli ridato l'ha vinto Biasion nell'89. E speriamo che Lancia torni nel mondiale rally, è un nostro desiderio e non solo nostro, assolutamente direi. Guardiamo a proposito di Lancia, la Lancia Fulvia Coupé in partenza nella regolarità storica che sta per partire, è la 6ª edizione della regolarità storica Automobile Club Varese, che è una sezione storica del Rally dei Laghi. Dicevamo purtroppo del ritiro di Andrea Spataro e di Damiano De Tomaso, sono accaduti questi due ritiri lungo la prova di Covignone, l'ultima prova, la 7ª, dopo che Crognola era già uscito dalla prova regolarmente. Purtroppo Spataro si è fermato nella prima di Vararo e De Tomaso purtroppo ha incocciato contro una roccia tra Vararo e l'arrivo di Citiglio. Ora la prova è ferma, sta per essere rimossa le vetture e per poter continuare regolarmente a fluire la prova speciale e andare tutti quanti a Varese. Noi a questo punto salutiamo il pubblico, ma ci diamo appuntamento poco dopo le ore 16, pensiamo alle 16:15 circa, perché saremo in collegamento con piazza Montegrappa a Varese con Luigi Crespi che ci raggiunge, giornalista prealpina, che seguirà le fasi di premiazione, di assegnazione dei premi d'onore a tutti coloro che meritano
applauso e premi d'onore appunto. Noi ringraziamo Linda, grazie di averci seguito. Ieri, oggi ti sei ributtata a capofitto nel mondo dell'avventura cronometrata. Ho fatto un po' una rimpatriata, è molto piacevole, devo dire. Mi sono tornati tanti ricordi. Prealpina ti ringrazia, ma ti dà l'appuntamento ad altre, vedrai, ad altre occasioni per riparlare innanzitutto della donna nel mondo del motore, che vive un momento, io direi, ma non oggi solo, ma da tanti anni di protagonismo, e ne ha tutte le caratteristiche per tornare a essere sia da pilotessa che da navigatrice. Tante ragazze sono impegnate, basti guardare l'elenco iscritti, ecco quante navigatrici sono protagoniste del Rally dei Laghi. Ma davvero grazie a tutti e ci rivediamo alle ore 16:15, ci ritorneremo davvero a seguire l'arrivo del Rally dei Laghi. Grazie ancora e grazie Linda. Grazie a te.